Stamani ho incontrato e dato il benvenuto a Venezia al ministro Piantedosi. L'ho ringraziato per la sua attività, l'abbiamo ricevuto assieme al prefetto e a tutte le istituzioni che si occupano di sicurezza in città. Abbiamo fatto delle richieste molto precise, ho trovato un ministro preparato, attento e devo dire molto disponibile a continuare, insomma, un'opera che può diventare davvero un esempio anche per altri luoghi. Io ho cominciato con ringraziare tutte le forze dell'ordine, ma anche il Ministero dell'Interno per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato, devo dire, e ho chiesto delle cose specifiche in più, per cui il comando dei lagunari, come ho già detto più volte, e anche qui ci sarà l'interessamento del Ministro presso il Ministro Crosetto, ma penso insomma che Strade Sicure già oggi si è spostata verso i lagunari e sarà gestita proprio dal comandante dei lagunari, ma poi anche ho chiesto qualche turno in più di servizio e ho chiesto più uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Mi sono stati accordati, per cui possiamo già dire che nel corso del 2025, già i primi mesi, arriveranno circa un 150 uomini, insomma, ovviamente nel corso dei mesi del prossimo anno, per cui persone in più, una parte che vanno a sostituire il pensionamento, però sicuramente una parte abbondante, invece facendo i calcoli di quanti vanno in pensione, saranno in più rispetto alle forze dell'ordine. E questo darà una mano anche a poter fare qualche servizio specifico appunto in aggiunta. E poi abbiamo chiesto un superamento di una serie di punti delicati della città. Anche qui sono stato insomma in qualche modo ascoltato e oggi non comunico una serie di situazioni particolari che abbiamo messo in evidenza, ma che posso dire insomma con una certa grado di soddisfazione verremo ascoltati.